La regione italiana Italia più treni. Ci sono molti più i viaggiatori, ma non hanno incrementato le risorse per far viaggiare la gente. I ritardi del treno, la polizia lasciamo perdere perché comunque sono quasi sempre abbastanza sporchi. Se prendi gli orari che insomma tutti finiscono lezioni, si torna a Mestre, in questo caso sono pieni i treni e rischi di stare in piedi. Costa sempre di più e non abbiamo mai il servizio, non funziona nulla. Sono sui 450 euro annuale, sì, seconda classe. Spesso e volentieri i treni saltano praticamente, al mattina, spesso saltano. Nell'ora di punta. Vengono soppressi. Sono 6 anni che lo prendo, ma ci accontentiamo alla fine. La regione Veneto ha tagliato il 4% dei treni quest'anno, ha aumentato il 15% il costo dei biglietti e nonostante questo il 13% in più di pendolari. La regione Veneto sembra disinteressarsi dei propri cittadini pendolari, delle migliaia, centinaia di migliaia di persone che ogni giorno prendono il treno e l'autobus per andare a lavorare e studiare, se ne disinteressa, li tratta come cittadini di serie B. I treni sono pochi, sono sempre in ritardo e c'è un macello di gente, quindi... Molto spesso il riscaldamento non va in alcune carrozze e poi per il resto alcuni sono in ritardo anche di 45 minuti, noi stiamo al freddo ad aspettare. Noi come Lega Ambiente pensiamo che un assessore che ormai è da anni lì, da moltissimi anni è lì, continua a promettere di risolvere i problemi ma non riesce a risolvere i problemi, probabilmente deve riflettere se è effettivamente adatto al ruolo che sta ricoprendo. Che cosa non va nel servizio? 10 secondi. Siamo in ritardo, il treno è arrivato 20 minuti di ritardo.